Infrastrutture, mentre il Ministero chiede agli enti locali un monitoraggio urgente di ponti e viadotti, il Presidente della Regione Luca Zaia richiama l'attenzione del Governo sul ponte di Vidor, uno dei 4 attraversamenti del Piave nella Marca trevigiana. Ci preoccupa perché è un'infrastruttura che è un'infrastruttura simbolo identitaria, perché va messa a norma, va salvaguardato e perché penso che in questo progetto nazionale di opere e questo piano Marshall non ci possa non essere il ponte di Vidor. Infrastruttura strategica che necessita di manutenzione se non di un completo rifacimento e che merita un investimento nazionale, dice il governatore, dell'ordine di 35-40 milioni di euro. 15 quelli che la Regione ha stanziato per la messa a norma delle opere di propria competenza, muovendosi in tempi non sospetti, sottolinea Zaia, ben prima della tragedia del Ponte Morandi. Secondo il monitoraggio effettuato da Veneto Strade, la situazione nella nostra regione è sotto controllo. Zaia lo specifica per rassicurare i tanti cittadini che scrivono email e mandano foto. E poi parla anche della bufera che ha investito la famiglia Benetton. Io penso che sicuramente nelle prime ore, nei primi giorni sia stata mal gestita, nel senso che una presa di posizione ci voleva da subito. Personalmente avrei quantomeno convocato subito i vertici di tutte le società e fatto subito un punto della situazione, ma questa è una visione di operatività che non compete a me. Dall'altro dico anche che è bene oggi chiarire fino in fondo nel rispetto delle 43 vittime, anche per dar giustizia le responsabilità. Bisogna chiarire le responsabilità, fare in modo che siano certe le responsabilità e chi ha sbagliato deve pagare. Presidente che rilancia l'ipotesi della holding autostradale del Nord-Est e boccia quella della nazionalizzazione. Non mi entusiasma questa partita, dico anche che se qualcuno mai decidesse di farla, con le regole di oggi sarebbe un suicidio, perché il pubblico non può essere efficiente con le regole di oggi. Se si pensa di nazionalizzare sul serio bisogna cambiare le regole, perché con le regole di oggi è più efficiente il privato del pubblico.